Nonostante molti negozi siano diventati dei fortini, dei veri e propri bunker, controllati 24 ore su 24 dai sistemi di videosorveglianza, i danni economici provocati dai furti e dalle spaccate rimangono ingentissimi. In Veneto 7 furti su 10 rimangono impuniti. Emerge dall'ufficio studi della CGA di Mestre che ha elaborato i dati dell'Istat. Nel 2021 ci sono state 4.493 denunce per furto nei negozi, di cui nel 69,5% dei casi gli autori o l'autore del furto non sono stati catturati. A livello provinciale la situazione più critica riguarda Venezia, con 134,2 furti denunciati ogni 100.000 abitanti, dato che il presidente della Camera di Commercio commenta così. Noi siamo da questo punto di vista più fortemente appetibili proprio perché c'è molta gente che arriva dalle nostre parti e queste persone magari possono essere più facilmente attrattive per chi deve delinquere. Non ne farei sicuramente un problema di tipo singolo, ma lo farei invece valutare come necessariamente che il rafforzamento che da tutte le parti si chiede per quanto riguarda l'ordine pubblico possa avere anche delle leggi adeguate, altrimenti spesse volte arriva fuori il ladro prima ancora che il carabiniere abbia lasciato il tribunale per la sua denuncia. La CGA precisa che non si vuole sollevare alcuna critica nei confronti delle forze dell'ordine. Per ridurre il numero di questi reati e assicurare alla giustizia coloro che li compiono, bisogna aumentare la presenza sulle strade di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Altrimenti rischiamo di alimentare involontariamente un atteggiamento di sfiducia da parte delle vittime nei confronti delle istituzioni, che li spingerà a non denunciare la violenza subita.